dicevo, una questione che lambisce il tema della legalità, ma la riguarda personalmente. Molte domande, devo dire, ne abbiamo scelte due, Loris Cappellari e un'altra di Antonio, riguardano una questione che mi pare sia venuta fuori qualche giorno fa nella trasmissione Report. Allora, le chiedono, bravo, Antonio, bravo, grazie. Antonio, che si chiama come lei, le chiede: onorevole Di Pietro, da quando è in politica si è dilettato ad arricchire la sua collezione di case e palazzi? Magari. La vedova Borletti ha lasciato a lei e a Prodi una cospicua somma di denaro, tirandosi dietro le ire dei parenti. Prodi ha usato quei soldi, circa 600 milioni, per finanziare la sua campagna elettorale. A lei è arrivato quasi 1 miliardo di lire, che invece ha ritenuto più opportuno impiegare per aumentare il suo patrimonio edilizio. E inoltre, che fine ha fatto il rimborso elettorale che l'IDV doveva devolvere ai terremotati? Onorevole, gli italiani non sono stupidi, si informano e giudicano. Che risponde Antonio come lei? Antonio, mi fai un favore? Vai a vedere in rete. Ti rispondo subito per ciò che riguarda le due questioni, pone lui. Noi abbiamo detto, siccome l'Italia dei Valori è inattivo, siccome in Emilia-Romagna è successo un terremoto, la nostra quota la consegniamo bene. L'avete fatto? Il 21 novembre a Vasto è venuto il sindaco di Finale Emilia, presente il presidente della regione e commissario della ricostruzione Errani. Abbiamo consegnato i soldi che abbiamo ricevuto, 1.700.000 euro, lo abbiamo consegnato in mano al sindaco. Prego il signor sindaco, se ci ascolta, di darci testimonianza diretta di tutto questo, perché ha ragione, il popolo si informa, però ti prego, informati. Novembre dell'anno scorso? No, adesso, mo. Ah, quindi deve ancora venire? No, 21 scusami, novembre. settembre. Ah, ecco, per questo... 9, 31, sì, 21, okay, 9. No, settembre adesso. Ok. Ma lo sanno tutti. Quindi avete mantenuto la promessa. Li abbiamo già consegnati, abbiamo fatto di più. Siccome abbiamo visto obiettivamente che il finanziamento pubblico ai partiti, con tutti gli scandali che stanno succedendo, è una tentazione, ho ripassato mentalmente e operativamente il Padre Nostro. Il Padre Nostro, se lo ricordo, siamo andati a fare il chierichetto. Cosa diceva alla fine? Che il Padre Nostro che sei nei cieli, Signore, ma liberici dal male, non ci indurre in tentazione, ma liberici dal male e così sia. Così abbiamo fatto noi. Primo, abbiamo preso la nostra quota e l'abbiamo consegnato ai terremotati. Secondo, stiamo raccogliendo, molti di voi vedono nel territorio d'Italia, vedono che stiamo raccogliendo le firme. È un grappolo di firme, due firme per referendum, 2 firme sono a favore dei più deboli, quindi per l'articolo 8 e l'articolo 18, per il licenziamento illegittimi, contro il licenziamento illegittimo e per ripristinare il contratto unico nazionale, ma 2 sono proprio contro la casta e la politica, uno per eliminare il finanziamento pubblico ai partiti, elimina la tentazione ma liberici dal male, così sia, l'altro per eliminare la diaria e l'indennità dei parlamentari in modo da non avere il doppio stipendio. Quindi c'è, come si dice, un atto di resipiscenza operosa da parte nostra. La parte nostra ce la siamo liberati, la parte per il futuro abbiamo deciso di eliminarlo totalmente. Questa è la prima risposta. La seconda risposta che non voglio sfuggire. Allora anche qui dobbiamo farci a capire. Quando io ho ricevuto, quando mi è stato dato quella donazione nel 95, tra il 95 cavallo 95 e il 96, poi sono arrivati i soldi nel 98, 99, ma nel 95 96 quando mi è stata data la donazione, io non ancora l'avevo manco fatto, non facevo politica né avevo fatto il partito, facevo l'indagato a Brescia a quell'epoca. Ecco. Quindi erano soldi che una donazione privata che ha fatto una signora a un cittadino e l'ho tenuto per me e l'ho usato per me, perché non stavo facendo politica. Quando ho cominciato a fare politica, parte di quel denaro l'ho usato anch'io per fare politica, non nell'Ulivo come Prodi, ma per l'Italia dei Valori. Quindi, e ho detto sempre la verità, una parte l'ho usata, grazie a Dio ho avuto una donazione, mi ero dimesso da magistrato, non ancora cominciavo a fare politica, ho ringraziato e ho dei rapporti ottimi con la signora. Non è, attenzione, lo dico per i tecnici, non era una donazione modale, tecnicamente vuol dire che non era una donazione da utilizzare per un particolare scopo, era una donazione libera fatta a un cittadino libero. Ho ringraziato la signora e la ringrazio ancora, dopodiché ho usato questi soldi fino a quando ho fatto il libero cittadino, il privato cittadino, l'ho usato per fini individuali. Nel momento in cui ho cominciato a fare politica, prima ancora di ricevere i finanziamenti pubblici, l'ho anche utilizzato, buona parte di essi, per farci attività politica. Credo di aver fatto il mio dovere. Non so se è sbagliato, posso dire una cosa però, che come dimostrano gli ultimi fatti,
laddove il partito politico ha cominciato ad avere dei fondi propri, questi fondi propri laddove avanzano li diamo noi in donazione, e credo quindi anche questo che possa valere in una valutazione di comparazione di rapporti e di